C'è un'emozione continua, perenne, indelebile. Lui è venuto nell'87 la prima volta e ci ha lasciato tutti entusiasti, gioiosi, e questo segno di pace che lui continuava a lanciare è ancora nell'aria da noi, insomma, ecco. Lo chiamavano il sindaco dei papi, lui che oltre 30 anni fa aveva accolto Karol Wojtyla per la prima volta in quella Lorenzago di Cadore diventata meta più volte dei soggiorni di Giovanni Paolo II e di un'altra visita storica, quella di Benedetto XVI. Anche grazie a lui, a Mario Tremonti, Lorenzago era finita sulla mappa di quei comuni che salgono alla ribalta nazionale. Una vita da amministratore pieno di passione che ha dovuto arrendersi la scorsa notte a un male implacabile. Ci lottava da 2 anni il sindaco 64enne, ma questo non gli aveva impedito di compiere fino all'ultimo il suo dovere di guida della comunità. L'ultima volta l'ho sentito qualche mese fa, a gennaio, quando mi aveva fatto appunto una richiesta e mi chiamava dal municipio, quindi io penso che finché ha avuto le forze per essere lì nel suo studio lo ha fatto, quindi lascerà un vuoto grandissimo in tutta la comunità ovviamente di Lorenzago, ma anche in tutta la provincia di Belluno, perché di amministratori così ce ne vorrebbero tanti. Il presidente della provincia Padrini è stato uno dei primi stamane a mandare un messaggio di cordoglio alla famiglia, all'intera cittadinanza e all'amministrazione, retta ora dal vice sindaco Paolo Rocchi. Tremonti, nativo di Pieve di Cadore, stava per concludere il suo 5° mandato da sindaco, il 3° consecutivo. Ha lasciato un grandissimo segno, una persona sempre determinata, proprio con una grande passione per l'amministrazione civica. Penso che siano valori questi che devono essere insegnati per chi si mette con un impegno a servizio dei propri cittadini. Ecco. Su tutto resterà la sua caparbietà nel portare nel suo territorio l'amato Karol Wojtyla e il riconoscimento di Lorenzago capitale mondiale della pace nel 2011. Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, all'appello mancava solo Francesco. A lungo il sindaco ha sperato di poter vedere l'attuale pontefice diventare il 3° papa nella sua comunità. Il male gli ha impedito di vederlo in futuro. Lui che nel 1987 aveva aperto la via.